stiamo per visitare la villa della Porta Bozzolo, che si trova in Valcuvia, non lontano dal Lago Maggiore, a Casalzuigno, in provincia di Varese. L'edificio ha avuto origine nel XVI secolo. Intorno al 1560 Giroldino della Porta acquisì un vecchio monastero e lo trasformò in residenza di campagna. Nei secoli successivi la villa venne ampliata e modificata. In particolare, tra fine Seicento e inizio Settecento si realizzarono il viale di accesso, le terrazze e il giardino scenografico. La ristrutturazione più significativa risale al 1711, con la trasformazione in villa di delizia con interni fastosi e giardino monumentale. Dal 1989 la villa è di proprietà del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che ha curato il recupero e la gestione al pubblico. Non sono moltissimi gli arredi originali rimasti, ma sono presenti elementi notevoli come un letto a baldacchino in damasco di seta e armadi di famiglia, oltre ad una biblioteca con oltre 2000 volumi. La facciata è piuttosto sobria ed elegante, con forme semplici e decorazioni contenute. Gli interni invece presentano saloni ampi, come la sala da ballo, con camino in marmo e soffitti affrescati, con finte architetture, finti paesaggi, figure mitologiche e decorazioni rococò. Il giardino è uno dei pezzi forti della villa, un giardino all'italiana su terrazze, con scalinate, balaustre, giochi d'acqua, statue, viali alberati. In tempi più recenti è stato creato un giardino delle rose, con più di 500 varietà di rose antiche e una aiuola di narcisi che fiorisce in primavera. La visita è giunta al termine ed è stata molto appagante. Ci sentiamo di consigliarvi di andare a visitarla perché ne vale assolutamente la pena.